Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, subito la cronaca, una vasta operazione dei carabinieri di Padova che hanno sgominato una banda dedita al riciclaggio dei gioielli, provento di furti e rapine. Sono ben 70 gli indagati, vedremo maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni, intanto vediamo di cosa si tratta. È in corso dalle prime ore dell'alba una vasta operazione dei carabinieri di Padova. Nel mirino ci sono diverse bande dedite al furto e al riciclaggio di gioielli e preziosi, frutto di furti e rapine. Tra le vittime di questo sodalizio criminale anche persone anziane. I colpi venivano commessi in casa, per strada, all'interno di gioiellerie. I preziosi depredati venivano poi riciclati attraverso una ben oliata rete di ricettazione di oro e gioielli. 2 i decreti di sequestro preventivo disposti dal GIP del Tribunale di Padova, 74 i decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati residenti in tutto il Veneto e nelle province di Trento e Rimini. A loro vengono contestati reati di riciclaggio e ricettazione di preziosi. In azione dalle prime ore dell'alba 350 carabinieri dei comandi provinciali di tutto il Veneto con la copertura aerea di un elicottero del 14° Elinucleo di Belluno e il supporto del 4° Battaglione Veneto di Mestre e di unità cinofile. E sempre Padova, invece, ieri l'operazione della polizia che ha portato ad arrestare 2 minorenni, un 16enne e un 17enne, che avevano commesso una raffica di rapine e pestaggi in diverse zone del Veneto. Dall'aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia in stazione a Padova a fine gennaio alla tentata rapina la scorsa estate a Jesolo da alcuni coetanei aggrediti con lo spray al peperoncino per una collanina d'oro, mentre lo scorso agosto a Padova i 2 minori hanno rapinato di 15 euro della sigaretta elettronica uno studente. Sono solo alcuni degli episodi più eclatanti della lunga sfilza di violenze messe a segno da 2 minorenni arrestati dalla squadra mobile di Padova, un 17enne padovano e un 16enne trevigiano, entrambi di origine tunisine, agivano per il gusto di essere violenti e umiliare le loro vittime. Il dato che ci obbliga a far riflettere è che qua la violenza era fine a se stessa, cioè questa attitudine che viene anche richiamata nell'ordinanza di custodia cautelare ad un'aggressività violenta, è proprio questo il punto, cioè la violenza diventa non strumento, mezzo per commettere il reato appropriativo, ma diventa quasi un qualcosa per provare un appagamento personale, quindi trovare una sorta di autoafformazione, quasi a voler colmare un vuoto interiore di questi ragazzi. È proprio questo il punto. L'aspetto della violenza è sottolineato nell'ordinanza della Procura dei Minori che ha disposto la misura cautelare in carcere. I 2 giravano sempre armati di coltellino e spray urticante al peperoncino. Il 17enne padovano, per esempio, aveva una ventina di denunce per lesioni, rapina e spaccio di droga e un arresto nel 2023 quando ad una festa di piazza ad Albignasego aveva minacciato e derubato del borsello un coetaneo. Anche il 16enne trevigiano aveva un curriculum criminale non da poco, protagonista di almeno 10 rapine a coetanei avvenute in centro a Padova. A gennaio aveva aggredito un venditore di bibite in Prato della Valle, nel 2023 aveva stretto al collo un coetaneo e preso a schiaffi una ragazza intervenuta per difenderlo. Qua si impone una riflessione perché questi ragazzi sono il risultato e l'espressione di ciò che probabilmente nelle famiglie andava fatto e non è stato fatto. Quindi occorre quantomeno stare attenti, essere pronti a cogliere quei primi segnali, intercettarli, quei primi segnali di devianza giovanile in maniera tale da intervenire, interrompere questo ciclo assurdo, gratuito della violenza nell'interesse dello stesso ragazzo, cercando di dare nuove chance perché possa proseguire nel suo percorso di vita, perché il conto poi prima o dopo arriva. Così dunque a Padova. Adesso noi invece con la cronaca ci spostiamo nel Vicentino a Monteviale per un terrapieno che è crollato. I vigili del fuoco sono sul posto, ci sono dei danni alle auto, fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto vedo già Luisa Bertini e Simone Sparcina. Buongiorno Luisa, cosa è successo?
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Monteviale in una laterale di via Calle Curta dove in nottata è crollato, è franato parte del terreno sottostante al cortile di un'abitazione, probabilmente complice anche la fragilità del terreno dovuta alle piogge di questi giorni. Gli inquilini se ne sono accorti in mattinata, hanno subito chiamato il carro attrezzi per far portare via le auto che erano parcheggiate proprio nel cortile qui sopra. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco che stanno continuando il monitoraggio per mettere in sicurezza la zona che al momento è stata transennata. In sopralluogo qui i tecnici comunali e il geologo per verificare la stabilità dell'area che è franata e dell'area interessata a dei lavori. Ancora in corso l'intervento, anche perché a destare preoccupazione c'è la stabilità di un palo della luce che è stato intaccato da questo cedimento. Gli inquilini delle abitazioni sono stati momentaneamente allontanati appunto nel corso della messa in sicurezza dell'area. Si tratta di 6 persone delle 2 abitazioni che insistono proprio sopra a dove si è verificato il crollo. Abbiamo sentito anche la loro voce che adesso ascoltiamo insieme e poi la linea può tornare allo studio. Il cortile davanti era ceduta, cioè le nostre macchine praticamente vedevamo le targhe alte, si erano inclinate perché ha ceduto il muro. Lì è stato fatto uno scavo, probabilmente con l'acqua, che so io, è franata. Il muro... E le automobili? No, fortunatamente abbiamo chiamato il carro attrezzi e le hanno evacuate, sono riusciti a portarle fuori. Un po' di danni, una perché era messa un po' storta, quindi hanno dovuto trainarla di brutto, però perlomeno si sono salvate. Al momento quante famiglie siete e se si prospetta anche l'evacuazione della casa? Ma al momento no, ci hanno messo in allarme, però evacuazione ancora no. Siamo 3 famiglie che abitiamo qua e 2 famiglie che abitano sulla casa sottostante, la nostra lì. Danneggiato anche un palo della luce? Il problema adesso è quel palo della luce che stanno mettendo in sicurezza perché è trainato da un altro palo che è più a valle e che è quello che a cui la terra sotto ha franato praticamente, per cui lui sta facendo da tiro in questa direzione e nell'altra direzione dall'altra parte. Adesso probabilmente sono riusciti a sganciare, per cui una parte è andata bene, adesso bisognerà vedere se il palo, che non è più trattenuto dai cavi in tensione, può franare giù da un momento all'altro, insomma. Lo scavo è ormai iniziato da un paio di settimane, solamente che purtroppo a causa delle ultime piogge il terreno, che è un terreno argilloso, è saturato d'acqua ed è una parte, soprattutto nella parte alta, è scivolata e ha portato dietro a sé anche parte del muro della casa sommitale. Adesso sembrerebbe che il collasso sia già avvenuto. In questo momento stiamo cercando di mettere in sicurezza riportando del ghiaione alla base in modo tale da stabilizzare il versante e adesso speriamo soprattutto che non continui a piovere. Così dunque a Monteviale, poi ulteriori aggiornamenti più tardi sempre con Luisa Bertini. Adesso invece andiamo a Pederobba, dove ieri sera c'è stato un grave incidente lungo la Feltrina, l'ennesimo verrebbe da dire, con 2 auto distrutte e un ferito. C'è 2 feriti, diciamo uno più grave. Francesca Bozza in collegamento con il sindaco Marco Turato, con lei c'è Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Francesca. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, saluto anch'io il sindaco Marco Turato, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Vedete alle nostre spalle la galleria, il luogo di questo gravissimo incidente accaduto ieri sera intorno alle 21. Dalla ricostruzione dei carabinieri di Pederobba intervenuti per chiarire chiaramente la dinamica, un'auto, una Fiat Punto condotta da un 34enne del posto è uscita di strada, il conducente ha perso il controllo della vettura probabilmente
incidente a causa dell'asfalto reso viscido dalle piogge che ieri sera cadevano copiosamente qui a Pederobba, ha rimbalzato, o meglio è andato prima a sbattere contro il muretto della galleria e sono evidenti i segni lasciati dall'auto per poi rimbalzare dall'altra parte sulla corsia opposta dove stava sopraggiungendo una 500 condotta da una 29enne di Trevignano. L'impatto è stato violentissimo, l'appunto ha persino perso il motore che è volato in mezzo alle careggiate. È stato necessario chiudere la strada per consentire l'intervento dei soccorsi, SUEM e Vigili del Fuoco che hanno liberato il 34enne dalle lamiere della sua vettura. L'uomo è stato poi elitrasportato all'ospedale Caffoncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni, ma lo diciamo fortunatamente non è in pericolo di vita. Sotto shock la conducente della Fiat 500 rimasta praticamente illesa e si è recata lei in ospedale a Montebelluna per chiaramente gli accertamenti, visto proprio la gravità, la violenza dello scontro. Come detto sono intervenuti i sanitari del SUEM e i militari dell'Arma che dovranno ricostruire la dinamica di un incidente in una strada, la Feltrina, scenario purtroppo, ce lo ricordava lei sindaco, circa 2 anni fa di un incidente mortale proprio qui sotto la galleria. Sì, nello stesso punto purtroppo ha perso la vita un nostro concittadino ed è l'ennesima vittima di questa strada che è diventata luogo di troppi fiori lungo la strada e questo mi piange il cuore e spero che chi di dovere possa provvedere per quel che compete a loro, in fare in modo che non ci siano più fiori nelle strade della Marca trevigiana. Noi ce ne stiamo rendendo conto insieme a Nicoletta Rizzetto, siamo qui da diversi minuti, come insomma le auto ma anche i mezzi pesanti corrono ad alta velocità, basta quindi una disattenzione, anche semplicemente un animale che attraversa la strada per avere poi un epilogo che può essere anche tragico, sindaco. Sì, qui come potete vedere la gente corre perché vede rettilineo, però è ricco di insidie perché ci sono curve e semicurve che non danno la totale visibilità della carreggiata, di conseguenza porta a epiloghi come quelli di ieri sera che purtroppo in certi casi, per fortuna non quello di ieri sera, qualcuno ha perso la vita. Possiamo parlare di un miracolo vista la dinamica di ieri sera, sindaco? Beh, per ciò che ho visto che è successo ieri sera possiamo accendere un cero alla Madonna sicuramente. Chiaramente sta il rispetto delle regole e quindi dei limiti di velocità, ma come si può intervenire, sindaco, se è possibile intervenire per cercare almeno di mettere in sicurezza questa strada o meglio, perlomeno insomma, regolamentare quella che è la velocità? Sì, diciamo che la strada è proprietà di Veneto Strade, di conseguenza assieme a loro dovremo trovare la formula. Purtroppo troppi uffici sono impegnati per i ricorsi per quel che riguarda l'installazione degli autovelox. Ho visto l'altro giorno che è stato inaugurato sul tratto autostradale tra Treviso a Venezia del sistema di Tutor, perché non installare questi sistemi anche nelle strade di percorrenza come può essere la regionale Feltrina. Ecco, dunque insomma il sindaco Turato lancia questa proposta, Nicola, di un sistema di tutor come quelli che ci sono nelle autostrade che insomma non solo riescono a catturare quegli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità, ma fungono anche in qualche modo da deterrente. Si sa che ci sono e proprio per evitare sanzioni e conseguenze si regola la velocità quando si è in auto e non solo. Sindaco, grazie al sindaco Marco Turato, grazie a Nicoletta Rizzetto per il supporto tecnico. Se non hai domande, Nicola, io ti restituisco la linea. Grazie a Francesca Bozza, grazie anche al sindaco e a Nicoletta Rizzetto. E invece ieri è stato lo scontro tra un'auto e un camion a San Vendemiano a portare una bimba di 7 anni ad essere ricoverata in gravi condizioni, continua a essere monitorata. Il racconto di Nicola Marcato. Al camion non guarda precedenza a macchine, come che sì, si mette su una strada pubblica. La macchina corre sicuramente un po' troppo e gli ha costato. Un grave incidente è accaduto poco dopo le 8 in via Ferrovia Nord, nella zona industriale di San Vendemiano, dove un'auto con a bordo 2 bambini si è scontrata contro un camion che stava uscendo dalla sede della Pietrobin. Nello schianto particolarmente violento sono rimasti coinvolti 2 bambini, un maschio e una femmina, che viaggiavano a bordo dell'auto con uno dei genitori rimasto illeso. La bambina di 7
7 anni, ha riportato gravi traumi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Caffoncello di Treviso. L'altro piccolo ha riportato solo contusioni lievi. Il camionista, dipendente di una ditta esterna, era impegnato nelle consegne nell'azienda di prodotti siderurgici. Praticamente lui stava mettendosi in strada e la macchina che si era piombata dentro. Il camion era leggermente di traverso, cioè non dritto, era leggermente impostato per andare a sinistra. La macchina era a metà camion. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del SUEM 118 con diverse ambulanze e la polizia stradale di Vittorio Veneto, incaricata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità. La famiglia coinvolta nell'incidente abita poco lontano dal luogo del sinistro. Passa 20 volte al giorno poi alla fabbrica qua via. Quel che non succede in 100 volte succede in 5 minuti, è vero o no? Torniamo a parlare di violenze, di aggressione. Abbiamo parlato in apertura dell'operazione dei Carabinieri di Padova, le bande, c'è un controllo dei Carabinieri anche in tutti i campi nomadi del Veneto e poi anche dell'arresto dei minorenni che pestavano e aggredivano per rapina i giovanissimi. C'è un altro pestaggio che ha fatto scalpore nel Padovano, era finito in coma per un pugno sferrato a sangue freddo da un avventore visibilmente ubriaco che aveva negato altro alcol. Era successo a Tencarola, nella prima cintura padovana. Ebbene, dopo 2 mesi lo sfortunato barista si è svegliato ed è stato portato in una clinica per la riabilitazione. Si è svegliato dal coma ed è stato trasferito in una struttura per la riabilitazione in provincia di Vicenza. Ken è da tutti conosciuto come Marco, 27enne, barista di Selvazzano Dentro in provincia di Padova, brutalmente picchiato nel suo locale lo scorso 12 gennaio. Non è più in pericolo di vita, anche se è troppo presto per capire che conseguenze avrà e che margini di recupero ci saranno. Il giovane barista si era rifiutato di servire alcolici a 2 clienti, già evidentemente ubriachi. Per quella ragione i 2 avventori moldavi si erano scagliati contro di lui. Le immagini di quell'aggressione avevano colpito molto l'opinione pubblica per i modi e la violenza nei confronti di un giovane imprenditore ben voluto da tutta la comunità. Condannato a 18 anni per traffico internazionale di droga, un 33enne brasiliano ha pensato di fuggire tentando di imbarcarsi su un aereo che lo avrebbe riportato in patria, ma è stato intercettato e arrestato dalla polizia all'aeroporto di Treviso. Lo straniero si è presentato allo scalo trevigiano con una carta di identità elettronica italiana valida per l'espatrio, ma i successivi accertamenti condotti dalla Polizia di Frontiera hanno consentito di accertarne la contraffazione. Così il latitante è stato smascherato mentre appunto era in procinto di imbarcarsi su un volo per Alicante. E invece c'è una richiesta di archiviazione che fa discutere da parte della Procura di Treviso. Parliamo di un agguato che era avvenuto a Chiarano. Non è l'ultima sparatoria di Chiarano, ma quella precedente, un vero e proprio agguato con un 37enne kosovaro che aveva rischiato la vita, ferito con 2 colpi di pistola, ma la Procura, come dicevamo, chiede l'archiviazione del caso perché dice ci sono prove solo indiziarie e non bastano per sostenere un processo. Era stato raggiunto da 2 colpi di pistola davanti alla sua abitazione mentre stava andando a lavoro, un agguato in piena regola. A terra ferito era rimasto un 37enne del Kosovo a sparare 2 persone in sella ad uno scooter che subito dopo erano fuggiti facendo perdere le tracce. Nel fascicolo aperto dalla procura per tentato omicidio era stato iscritto un parente della vittima connazionale, ma le prove sono solo indiziarie e ambivalenti. Così il pubblico ministero Giovanni Valmassoi ha chiesto l'archiviazione del caso. Insomma, la sparatoria avvenuta il 7 marzo a Chiarano per ora rimane senza colpevoli. Per nulla sorpreso il sindaco Stefano De Pieri. Devo dire che non dico al 100% che me l'aspettassi, ma date le modalità dell'avvenimento avevo già ritenuto che forse era abbastanza difficile individuare il colpevole proprio per la casistica in cui era avvenuto. I 2 responsabili della sparatoria avevano un casco integrale e nonostante la vittima avesse spiegato agli investigatori che l'unica persona con la quale aveva avuto dei problemi era proprio quel familiare, non ci sono abbastanza prove solide per sostenere il processo. È vero che si parla della certezza della pena, ma ovviamente
prima di avere la certezza della pena dobbiamo avere la certezza del colpevole. Chiarano, fra l'altro, è stato teatro anche di un altro fatto di sangue, un'altra sparatoria avvenuta lo scorso febbraio, fuori da un bar nel cuore del comune. Sono avvenimenti nati all'interno di rapporti familiari o parentali degenerati, quindi non un indice di criminalità in aumento, ma che comunque danno il segnale che la nostra società forse e sicuramente, anzi, non riesce ad amalgamare e ad assorbire comunità differenti come alcune parti politiche ci vogliono far credere, dando in 5 anni la cittadinanza. Il sindaco spera che le forze dell'ordine possano chiudere il cerchio sull'agguato del 37enne. Per l'altro fatto c'è già una persona arrestata, reo confessa. Le nostre forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, sono bravissimi con le forze che hanno e credo che continueranno la ricerca del colpevole e spero che venga assicurata la giustizia in tempi brevi. Di nuovo nel Padovano, dove un giocatore di 17 anni ha rifilato un calcio all'arbitro durante una partita di calcio giovanile ed è stato squalificato per 4 anni. La società Lusma di Selvazzano ha deciso di non fare ricorso nella speranza che questa vicenda possa insegnare qualcosa a tutti. Nel frattempo il giudice sportivo ha appioppato la sconfitta a tavolino a Badia Polesine e Merlara dopo che i giocatori padovani, lo ricorderete, avevano lasciato il campo per insulti razzisti. Tornerà in campo solo nel marzo del 2029 il giocatore che ha aggredito l'arbitro durante una partita di calcio giovanile. 4 anni di squalifica, un periodo lunghissimo, a maggior ragione per un ragazzino che ha 17 anni e che di anni ne avrà 21, quando avrà la possibilità di disputare nuovamente una partita. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo per l'episodio avvenuto nel corso del match fra l'Unione Arzergrande Codevigo Vallonga e Usma Padova, disputato a Codevigo. Nel finale di una partita molto sentita fra allievi categoria elite va in scena quel che non si vorrebbe mai vedere. L'arbitro fischia, il giocatore non è d'accordo, gli tira una pallonata addosso. Poi, non contento, gli rifila pure un calcione a una gamba e tenta di colpirlo ancora. Il direttore di gara è andato in pronto soccorso, il resto è mera burocrazia sportiva con la squalifica e tutto quel che ne consegue, compresa una sanzione per la società. Il presidente dell'Usma, Giampaolo Peccolo, ha affidato a Facebook un commento sulla vicenda e per il momento questa è l'unica forma di comunicazione che la società terrà sull'argomento. Il post parla di un raptus scellerato che ha offeso profondamente tutta la grande comunità sportiva e che viene condannato senza appello. Peccolo annuncia quindi che non sarà proposto alcun ricorso per mitigare la pesante squalifica, sperando che serva di monito a tutti. Nel frattempo il giudice sportivo ha deciso anche di appioppare la sconfitta a tavolino sia al Badia Polesine sia al Merlara per quanto avvenuto nella partita della 25esima giornata del girone D di prima categoria, segnata dall'abbandono del campo dei padovani nel secondo tempo a causa degli insulti razzisti rivolti ai propri giocatori. L'arbitro, non avendo rilevato episodi di discriminazione, non ha preso provvedimenti e non ha riportato nulla nel referto. Quindi l'interruzione del match per la giustizia sportiva non ha giustificazioni e scatta la sconfitta a tavolino per tutte e due le squadre. E il sindaco di Merlara, Daniele Boron, dice sui social: ci tolgano pure i 3 punti per l'abbandono del campo, ma ne abbiamo vinti 100 in solidarietà e spirito di squadra. La piaga dei furti che attanagliano un po' tutti i comuni del Veneto, come ad esempio nella Marca trevigiana Mogliano Veneto, nella notte tra lunedì e martedì diverse abitazioni visitate, in un caso i ladri messi in fuga da un residente che stava portando fuori il cane. Verso le 3-4 di notte sono andato giù a portare il cane e a fare i bisogni fuori in giardino e ho visto 2 cappucciati con giacca nera all'angolo dalla via dietro di casa nostra. Appena che mi hai visto la luce dal telefono sono scappati. Una passeggiata con il cane ha permesso di mettere in fuga 2 individui che stavano tentando di entrare in un'abitazione tra via Aristotele e via Democrito a Mogliano. Quando li ha visti allontanarsi, questo residente ha deciso di inseguirli. Ho provato, ad andare dietro a capire chi sono quelli che si abitano vicino e vinci che non sono 2 cappucciati. Questo, raccontano i residenti, è solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie di furti tentati
rubati o andati a segno nel quartiere. Quest'anno 3-4 volte hanno provato a rubare, anche qua, c'è vicino a casa nostra, quei vicini da casa 2-3 volte hanno provato quest'anno a aprire da dietro, a entrare da dietro. Non è una vita facile, tranquilla, perché anche noi abbiamo 2 bambine ad esempio, quindi una volta qui non avevamo di sti problemi, nel senso che è sempre stato tranquillo Mogliano, ultimamente sti anni è cambiato tantissimo. Quartieri dove c'è disagio, e allora andiamo a Bassano, zona est di Bassano, il quartiere San Vito. L'abbiamo già raccontato diverse volte delle problematiche, ma risale la preoccupazione per alcuni movimenti di persone non identificate e per alcune scritte comparse sui muri. Ce ne parla Monica Smiderle. Siamo a Bassano del Grappa, precisamente in quartiere San Vito. Con noi c'è l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. I cittadini di questa zona sono preoccupati perché in questo parchetto in particolare, soprattutto la sera, ci sono strani movimenti di ragazzini. Bevono, ci riferiscono, in effetti se facciamo vedere con le immagini ci sono anche bottiglie di alcolici all'interno di questo cestino. E insomma qualcuno parla, assessore, anche di spaccio di droga, ma insomma che cosa succede in questa zona la sera? Cosa succede lo stiamo verificando. È chiaro che questa è una zona che è già stata interessata mesi fa da una colluttazione che ha tenuto banco per molto tempo sulla stampa e che ha visto occupati per più di 2-3 ore le forze dell'ordine, e che erano intervenute proprio in questo parco. Noi siamo consapevoli della necessità che questa sia una zona che vada costantemente monitorata. È chiaro che io innanzitutto ringrazio i cittadini che segnalano prontamente. È chiaro che i cittadini hanno bisogno di un riscontro, quindi nelle riunioni prossime che faremo con le forze dell'ordine sarà mia cura segnalare l'esigenza che qui ci sia una costante verifica, controllo dei movimenti non solo serali ma soprattutto serali, e poi valuteremo se ci sono minori che si trovano a far bagordi, extracomunitari che sono abituati a sentirsi anarchici in questa zona, ed eventualmente anche a verificare se c'è rischio di spaccio. Quindi io mi sento di dire ai cittadini non certo che abbiamo la risposta in tasca, ma che sarà al massimo il nostro impegno per garantire che questa rimanga una zona tranquilla. È una zona sensibile, assessore, l'ha confermato anche lei, visti gli episodi di violenza che sono successi qualche mese fa. È una zona sensibile anche perché in effetti i cittadini ci riferiscono questi strani movimenti. Dovete sapere che sono comparse anche delle strane scritte sulle pareti esterne di un condominio, e questo fa ulteriormente alzare il livello di preoccupazione dei cittadini. Io mi limito a dire che ringrazio i cittadini, come ho già sottolineato precedentemente, nel loro impegno di segnalare le loro preoccupazioni e perplessità, e do garanzia che le forze dell'ordine saranno pronte a rispondere. Quindi il messaggio da lanciare oggi qui da San Vito è questo: se vedete strani movimenti, se le persone, i ragazzi in qualche modo dovessero importunare i cittadini, i residenti, chiamate le forze dell'ordine. Questo è il messaggio anche di Alessandro Campagnolo, assessore alla sicurezza del comune di Bassano. E la paura spesso viaggia all'interno dei vagoni dei treni, e soprattutto la paura che provano le ragazze, le giovani, le donne che salgono sui treni, quando si ha a che fare ad esempio con personaggi come il 25enne, fortunatamente rintracciato e denunciato dalla polizia ferroviaria, che ha molestato ben 3 ragazze sul treno Conegliano-Belluno. È stato incastrato dal video girato proprio da una delle vittime. Sentiamo.
Diverse viaggiatrici erano state molestate da questo soggetto e si hanno rivolte quindi al capotreno per segnalare questa situazione. Atti osceni e palpeggiamenti a bordo di un treno nella tratta Conegliano-Belluno. La polizia ferroviaria ha rintracciato e denunciato a piede libero un cittadino macedone di 25 anni accusato di aver molestato 3 ragazze, una minorenne di Vittorio Veneto e 2 maggiorenni di Belluno in 3 distinti episodi avvenuti nei giorni scorsi. L'individuo si sarebbe a più riprese avvicinato alle giovani passeggere masturbandosi di fronte a loro e in un caso allungando le mani e toccando il sedere alla ragazza che ha prontamente avvisato il capotreno. Vistosi scoperto, il 25enne è sceso alla prima stazione utile, quella di Ponte nelle Alpi, facendo perdere le proprie tracce, senza fare i conti però con la prontezza delle sue vittime. Una delle ragazze molestate aveva fatto un piccolo video e quindi da questo piccolo video abbiamo estratto un frame che riprendeva l'immagine del molestatore. Il frame del video è stato diramato agli uffici Polfer del territorio per l'individuazione del soggetto. E poi tramite la videosorveglianza all'interno dei treni, dei vagoni ferroviari, siamo risaliti a tutta l'attività che aveva posto in essere questo soggetto. Prove alla mano, l'uomo, rintracciato il giorno seguente in stazione a Conegliano, è stato denunciato per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. Fondamentali sono state le denunce a suo carico presentate dalle giovani vittime. La Polizia di Stato fa appello a tutte le ragazze che dovessero subire molestie o comunque essere infastidite da qualsiasi viaggiatore all'interno dei treni a rivolgersi appunto alla Polizia di Stato, perché questi fatti devono appunto non rimanere sommerse ma devono emergere per poter poi individuare i soggetti responsabili che in genere tendono a ritirare queste condotte. A Treviso una vicenda incredibile, una donna a processo, una mamma a processo dopo essere stata denunciata per abbandono di minore. Di fatto ha lasciato per ore da solo il figlio piccolo di appena 3 anni che fu poi ritrovato impaurito mentre girovagava per le scale del condominio. Scendeva le scale con i vestitini sporchi, si era fatto la pipì addosso, ma soprattutto era solo. È stato trovato così un bimbo di 3 anni da una donna delle pulizie. I fatti sono accaduti il 16 novembre del 2018. Ora la mamma del piccolo, di origini domenicane, è a processo per abbandono di minore. Tutto è accaduto un giorno quando il piccolo, che era stato lasciato solo nell'appartamento, era uscito dalla porta di casa ed aveva iniziato a scendere piano per piano. Sorpresa e preoccupata la signora lo ha preso in braccio per assicurarlo e poi, avendo riconosciuto di chi era figlio, si è precipitata nell'appartamento della mamma. Ma la porta era semiaperta, così dopo aver tentato di richiamare l'attenzione di qualcuno e non avendo nessuna risposta ha deciso di allertare le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una volante della polizia. Gli agenti sono entrati in casa ma all'interno non hanno trovato nessuno. Le stanze completamente a soqquadro, disordine ovunque, muffa, riscaldamento spento e sporco in ogni camera. Una situazione igienica davvero precaria. Il bambino è stato così preso sotto l'ala protettiva dei poliziotti che lo hanno portato al sicuro in questura. Solo dopo un po' si è fatta avanti la madre, che nel frattempo era tornata a casa, ma ad aspettarla c'era la polizia che l'ha denunciata per abbandono di minore. Il piccolo, viste le condizioni in cui è stato tenuto, è stato affidato ad una struttura protetta, mentre per la mamma è iniziata la prima udienza in tribunale a Treviso. Ancora la cronaca giudiziaria, ma torniamo a Vicenza. Il crack della Popolare di Vicenza, l'ex DG Sorato, condannato in appello a 3 anni e 8 mesi, revocato il risarcimento a Banca Italia. 3 anni e 8 mesi di reclusione per l'ex DG della Banca Popolare di Vicenza, Samuele Sorato. È la condanna emessa dalla terza sezione penale della Corte d'Appello di Venezia, sentenza che arriva al termine del processo d'appello dell'Istituto Vicentino in cui Sorato era l'unico imputato in questo filone, dato che la sua posizione rispetto agli altri imputati era stata stralciata. L'accusa aveva chiesto 5 anni e 5 mesi. In primo grado il Tribunale di Vicenza lo aveva condannato a 7 anni di carcere. La Corte ha anche disposto la revoca del risarcimento da 450.000 euro a favore di Banca d'Italia. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Padova perché il corteo ha annunciato e che si sta appunto organizzando da Casa Pound
per sabato con uno slogan molto particolare, no alla mafia antifascista, sta facendo salire la tensione. Valentina Visentin, buongiorno. Sì, buongiorno, ci sono gli ultimi aggiornamenti perché è stato definito più o meno il percorso. Casa Pound in una nota ha detto che il corteo partirà a metà pomeriggio e sarà a lungo corso Milano. Questi sono gli unici dettagli forniti in una nota dal movimento di estrema destra che ha deciso di scendere in piazza con una manifestazione a livello nazionale qui a Padova per protestare contro la cosiddetta, come l'hanno definita loro, mafia antifascista, dopo che alcuni militanti del movimento di estrema destra erano stati aggrediti qualche settimana fa in Prato della Valle durante un banchetto da alcuni attivisti del centro sociale Pedro. Uno slogan, quello utilizzato da Casa Pound, che aveva indignato la politica, con alcuni parlamentari del PD che nei giorni scorsi avevano presentato anche un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi sull'opportunità di fare questa manifestazione e che sta in queste ore anche riscontrando adesioni molteplici per un presidio, per una contromanifestazione, una manifestazione antifascista organizzata da ANPI, sindacati, CGIL e altre associazioni proprio contro questo corteo di Casa Pound. Hanno fatto richiesta al prefetto nelle scorse ore, dalla prefettura si sta vagliando quale possa essere la zona per questa contromanifestazione, un presidio statico che per gli organizzatori vuole essere nel centro della città, davanti a Palazzo Moroni, lungo l'Easton, ma insomma per motivi e per ragioni di ordine pubblico sia prefettura che questura stanno vagliando la sede più opportuna per far realizzare tutta anche questa contromanifestazione e fare in modo che il corteo e il presidio statico non possano mai incontrarsi, garantendo così sicurezza e ordine pubblico in un sabato pomeriggio che come ben sappiamo vede il centro di Padova sempre molto affollato di residenti ma anche di turisti, quindi sarà un sabato sicuramente blindato e ad alta tensione. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Torniamo alla cronaca. Sabato sarà anche il giorno in cui a Tolmezzo verrà dato l'addio al giovanissimo 18enne Marco Degli Uomini, il ragazzo giovane che è morto nel tragico incidente sugli sci allo Zoncolan e che sapete era il figlio della primaria del suo MDP di Cadore. Intanto la Federazione Regionale degli Sport Invernali, la FISI regionale, dopo la tragedia ha deciso di chiudere anticipatamente l'attività agonistica in Friuli Venezia Giulia. Il consiglio direttivo della Federazione Italiana Sport Invernali del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Maurizio Dunhofer, ha comunicato che da qui a fine stagione non si disputeranno gare del calendario regionale 24-25 di tutte le discipline. La decisione è stata presa in seguito al dramma che ha sconvolto il mondo dello sci per la scomparsa di Marco Degli Uomini. Annullati di conseguenza anche i campionati provinciali, che per ovvie ragioni non possono essere ciò che tradizionalmente rappresentano, ovvero la festa di chiusura per tutti. L'appuntamento era previsto in calendario domenica 16 marzo a Forni di Sopra. In ogni caso però le società e gli atleti, compresi quelli delle squadre di comitato, proseguiranno la loro attività in vista degli appuntamenti internazionali e nazionali delle prossime settimane, oltre ai vari campionati italiani di diverse discipline e categorie, il Criterium Cuccioli per ragazzi allievi, il Pinocchio e il Memorial Fosson per giovani senior e master, la fase nazionale del trofeo delle società. Adesso la pagina della sanità con le aggressioni sanitarie, è uno dei temi regionali e nazionali. 26.000 aggressioni in ospedale a pronto soccorso nell'ultimo anno in Veneto. Allora la Regione ha disposto in via sperimentale la distribuzione al personale di un braccialetto con cui lanciare l'allarme e per ora soltanto in Veneto orientale una body cam che filma i comportamenti violenti. Siamo passati dal 2022 con 883 casi di aggressione in Veneto a 25.000 e quasi 26.000, vuol dire il 300% in più. Dall'altro c'è da dire che ci rallegriamo poco perché dover spendere 4 milioni di euro per poter difendere i nostri operatori significa che è un mezzo fallimento, cioè questo Paese deve andare giù con la mano pesante nei confronti degli aggressori dei sanitari. Le aggressioni al personale sanitario in Veneto rappresentano non solo un fenomeno sconcertante nei contenuti, ma una vera e propria emergenza nei
ai numeri. Per garantire la sicurezza degli operatori sanitari in ospedali e pronto soccorso, la Regione distribuirà in via sperimentale un dispositivo simile ai moderni smartwatch e per ora solo nell'ULSS 4 Veneto Orientale delle bodycam. In Italia siamo in assoluto i primi anche a fare questa delibera, fra l'altro nella giornata della difesa degli operatori e dalle aggressioni. È la giornata nazionale proprio dedicata a loro, e penso che questo progetto, che è pur sperimentale ma parte col piede giusto, con molte risorse, 4 milioni di euro, più o meno avremo 7.000 operatori, quelli al fronte, definiamoli così, su reparti nevralgici, che avranno dispositivi, e quindi io spero che possano essere fare anche un'azione deterrente, perché è quella alla quale noi puntiamo. Il braccialetto, oltre a garantire un sistema di allarme immediato, fornirà informazioni sull'esatta posizione e sullo stato vitale di chi lo indossa, come un'eventuale caduta a terra. Qui la sperimentazione avrà una durata tra gli 8 e i 9 mesi. Le bodycam saranno invece sperimentate per 2 mesi nelle strutture dell'ULSS 4, dispositivi leggeri applicati alle divise con dei magneti, con i quali il personale potrà registrare le eventuali condotte di utenti aggressivi. Non li stiamo trasformando in agenti di polizia, assolutamente, però stiamo fornendo dispositivi o modalità operative per metterli maggiormente in sicurezza, quindi credo che sia ben accetto da parte soprattutto degli operatori che sono in prima linea. Partiamo ad aprile, il tempo necessario per formare il personale in merito alle condizioni nelle quali deve essere utilizzato e come deve essere utilizzato, quindi un paio di settimane poi materialmente cominceremo. E poi c'è l'attività dei sanitari che ogni giorno lavorano, come i sanitari ad esempio del SUEM, del pronto soccorso di Padova. In questo caso, dalla chiamata all'arrivo dei sanitari sul posto in meno di 18 minuti si è arrivato a questo risultato nell'attività del SUEM di Padova, e sapete, gli operatori del SUEM sono spesso bersaglio delle aggressioni che abbiamo raccontato nel precedente servizio. Guarda se respira, ti avvicini al suo viso e ascolti con l'orecchio se esce aria dalla bocca e guardi il torace se si alza e abbassa. Questa è una simulazione di una chiamata di soccorso al 118, racconta di come la rapidità dell'intervento sia fondamentale per salvare le vite ai pazienti. E prima interveniamo anche telefonicamente e prima riusciamo a far fare le manovre di rianimazione. L'infermiere lì, io lo dico sempre per l'utente, aiutateci ad aiutarvi, questo è il nostro mantra. Chiaramente i corsi servono per sensibilizzare le persone e fare in modo che il cittadino sia in grado, in un momento estremamente critico, dove è molto agitato e molto preoccupato, di supportare, perché io ricordo che un dato che spesso viene omesso, oltre l'80% degli arresti cardiaci avvengono tra le mura domestiche. Numeri importanti per il SUEM 118 dell'azienda ospedaliera di Padova, quelli del 2024. Le chiamate sono state quasi 200.000, le missioni 101.721. Abbiamo un'attività estremamente grande, parliamo di oltre 100.000 interventi l'anno e abbiamo una mole di chiamate che supera le 550 chiamate al giorno. E gli interventi con cui principalmente veniamo chiamati sono per patologie mediche come il dolore toracico, come la sincope, cioè la perdita di conoscenza. Poi abbiamo gli eventi traumatici che per fortuna sono quelli critici, sono molto pochi, si parla di un 4-5 al mese, dove in quei casi lì riusciamo ad inviare, se vengono in provincia di Padova, il servizio di soccorso che serve proprio per i casi più critici. Molteplici le attività del SUEM, dalla formazione all'assistenza durante i grandi eventi fino al trasporto d'organi. Nell'anno passato sono stati 41 i voli effettuati appunto per il trasporto d'organi, che sono correlati a quasi 400 trapianti. Molte le missioni portate a termine dall'elicottero Leonardo AV169. Gli interventi di emergenza a Padova, grazie alla rete capillare del SUEM 118, si attivano in meno di 18 minuti. 18 minuti è il LEA, che è il T18, dove in provincia di Padova è in meno di 18 minuti questo, perché abbiamo una rete estremamente capillare in provincia di Padova, abbiamo 34 mezzi in gestione quotidiana, quindi siamo una provincia molto coperta da questo punto di vista.
Adesso apriamo una pagina dedicata alla giornata di ieri del vice premier, ministro per le infrastrutture nonché segretario federale della Lega Matteo Salvini, che era appunto in Veneto. Prima della mattinata l'abbiamo seguito alla visita al cantiere TAV di Vicenza e poi a Venezia. Una giornata intensa in cui ha parlato di molte cose. Partiamo dalla politica, e la politica significa parlare delle regionali. Sicuramente con Luca Zaia avremo tante altre cose da fare e sicuramente si troveranno candidati all'altezza. Poi aspettiamo le sentenze, per carità di Dio. Il primo a non crederci sembra essere proprio lui, il segretario, che il piano B come candidato alle regionali ce l'ha già da tempo, ovvero il numero 1 veneto, nonché il suo braccio destro in via Bellerio, Alberto Stefani. La sentenza della consulta sul terzo mandato per De Luca, che a cascata interessa anche Zaia, è attesa certo anche da Salvini, ma quel "con Luca Zaia avremo tante altre cose da fare" è una frase che pesa. C'è già un futuro scritto altrove per il Presidente, percorso obbligato dalla legge e dalla politica? In ogni caso Salvini ci tiene a ribadire un principio, un messaggio diretto agli alleati di centrodestra. Io continuo a ritenere che sia stata un'opportunità persa il negare ai cittadini la possibilità di eleggere un bravo sindaco per la terza volta o un bravo governatore per la terza, la quarta, la quinta, l'ottava volta, perché poi i cittadini scelgono e quindi si ha un togliere alla democrazia. Detto questo, siamo gli unici che rimangono a favore, perché tutti gli altri, dal PD a Forza Italia, ai 5 Stelle, a Fratelli d'Italia, sono contro. Alleanza sempre sul filo del rasoio, resta da capire come evitare clamorose fratture, e Salvini garantisce che, se il governatore non fosse della partita per Palazzo Balbi, sarà arruolato per dare un contributo. Vedi alla voce lista Zaia. Il centrodestra deve andare unito, ovunque il centrodestra vada unito vince. Sicuramente la Lega ha tante persone valide da proporre, fatto salvo che il più valido secondo me rimane pur sempre Luca di nome e Zaia di cognome. Se gli altri lo mettono fuori gioco, Luca darà una mano sicuramente, però in Lega fortunatamente abbiamo tante persone valide fra cui scegliere e non penso che da Roma nessuno imporrà niente sulla testa dei veneti. Già, le decisioni romane, quelle viste come fumo negli occhi dalla Liga, che non vuole pressioni dall'alto. Anche per questo la mozione sulla identità che Stefani porterà al Congresso federale di Firenze è tema di dibattito. Non l'ho ancora letta, sarà un congresso importante perché la Lega guarda avanti e abbiamo enorme spazio di crescita, e coniugare i temi storici nostri, l'autonomia, il buon governo dei territori, l'importanza dei sindaci, il federalismo, con l'attualità internazionale e quindi con le alleanze internazionali della Lega, con i patrioti, con uno sguardo agli Stati Uniti, è fondamentale, quindi la leggerò con assoluta attenzione e sono felice perché il movimento della Lega in Veneto negli anni passati ha avuto qualche scossone, qualche problema, adesso lavora compatto, cresce, entrano sindaci nuovi ogni settimana, quindi l'obiettivo delle prossime regionali è di avere la Lega come primo partito in Veneto. Un Salvini arrembante nei confronti dei meloniani che gonfiano il petto in segno di sfida per le regionali, e un Salvini che sul congresso in concomitanza del Venitali a Verona scherza, ma fino a un certo punto. Un congresso nazionale di un partito nazionale deve tener conto al massimo della Pasqua, però Venitali fortunatamente dura tanti giorni, sarà un evento eccezionale, è un mercato eccezionale. Intanto sulla questione il governatore continua un po' a schermirsi anche oggi al World Health Forum di Padova. Ha detto sul terzo mandato la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla legge Campana potrebbe cambiare ancora una volta l'ordine delle cose, ma al momento non c'è nessuna novità. A leggi invariate, ha proseguito Zaia, ad oggi il terzo mandato non c'è. Dopodiché, che accada qualcosa strada facendo, non ve lo so dire, non mi occupo di questo. Queste le parole questa mattina di Zaia. Salvini era presente ovviamente non solo come segretario federale della Lega, ma anche e soprattutto ieri alla cantiere TAV di Vicenza come ministro delle infrastrutture, con un sopralluogo importante e anche una data che viene annunciata, il 2032. L'avanzamento in Veneto verso est dei cantieri della TAV procede a tappe forzate nel rispetto del cronoprogramma. Il lotto funzionale Verona-Bivio-Vicenza di 44 km è già stato realizzato per circa il 60% delle opere. Oggi sopralluogo del ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini nel cantiere di Montebello Vicentino per accertarsi sullo stato dell'arte dell'opera con un obiettivo preciso. 2032 è un obiettivo ambizioso, sì, ma 2032 se riusciamo a mantenere la tabella c'è il primo treno sulla
TAV veloce Torino-Lione, c'è il primo treno che passa sotto il Brennero da Fortezza Innsbruck, e c'è il treno veloce che collega Brescia, Verona, Vicenza, Padova, e poi l'obiettivo è di arrivare ancora più a est, quindi sono contento. Restano da superare il nodo di Vicenza, suddiviso in 2 lotti, il tratto di attraversamento della città e quello fino a Padova. Oltre 5 miliardi di euro i finanziamenti destinati per la realizzazione, ma saranno le scelte progettuali ancora da definire a determinare tempi ed importi precisi. Il Comune di Vicenza dovrà dare indicazioni sulle soluzioni da adottare, che sono oggetto di discussione in Commissione Territorio. Noi come Regione abbiamo bisogno dell'alta velocità, abbiamo bisogno che l'alta velocità arrivi il prima possibile a Padova, quindi se troveranno il modo di comprimere i tempi meglio ancora. Abbiamo bisogno di liberare la linea storica per poter implementare il servizio regionale, perché la linea ad oggi è satura, treni regionali non ce ne stanno più. Dobbiamo chiudere tutti gli input progettuali e ci confronteremo, stasera c'è la Commissione Territorio, poi avremo dei confronti insieme al sindaco con i cittadini, e vorremmo entro il mese di aprile riuscire a chiudere con la soluzione da iniziare la progettazione. Il consorzio General Contractor avvierà la progettazione, appena ultimata ci saranno i 150 giorni di iter autorizzativo. Auspichiamo che la soluzione tecnica venga individuata tra quelle che abbiamo individuato e soprattutto tra quella che riteniamo più congeniale anche al territorio. Perfetto, quindi alla fine l'ultima parola è la politica rispetto alle soluzioni tecniche. Noi rappresentiamo da tecnici i pro e i contro, rappresentiamo quale secondo il tecnico è la migliore visione, dopodiché cerchiamo di indirizzare l'analisi politica. E sempre a Vicenza, al cantiere TAV, Salvini ha parlato anche come vice premier, insomma ha parlato nei diversi ruoli, e qui ha parlato di guerra Russia-Ucraina, dei dazi di Trump e anche dell'Europa. Sentite cosa ha detto. Se finisse la guerra cambia il mondo. Cambia il mondo per i ragazzi che smetteranno di andare al massacro sia sul fronte ucraino che sul fronte russo, e cambia il mondo sul costo dell'energia, e si riaprono mercati, si abbattono frontiere. Quindi per me è fondamentale, più che parlare di armi, di missili e di bombe nucleari, lavorare per la pace, perché se il 2025 ci porta alla pace, anche economicamente è un passo in avanti incredibile per tutti. Che l'Europa i dazi se li mette da sola da anni, con delle eurofollie che penalizzano le nostre imprese, le aziende agricole, l'autotrasporto, le auto elettriche, le case green e tutte queste sciocchezze qui. E poi dovremo trattare con gli Stati Uniti. Pensare di fare la guerra commerciale con gli Stati Uniti è un suicidio. L'Italia ha tutto il peso, il potere e l'interesse per trattare, per evitare di essere colpita dai dazi, come abbiamo già fatto in passato. Quindi onestamente io vedo dei potenziali problemi, ma anche delle potenziali opportunità se l'Italia fa il suo mestiere. E proprio ieri con Salvini in Veneto, e anche poi nel pomeriggio a Venezia, dove ha parlato di leggi speciali, proprio nella giornata di ieri si è alzata a Venezia per la 100ª volta il sistema delle paratie del Mose, 100 volte dunque in azione negli ultimi 5 anni. Uno studio del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture rivela che con queste 100 alzate Venezia ha risparmiato, ha evitato danni per quasi 3 miliardi di euro. Il Mose tocca quota 100, il sistema di dighe mobili che protegge Venezia dall'acqua alta per fenomeni di marea oltre un certo livello è entrato in funzione per la 100ª volta da quando è operativo, e ha così salvato per l'ennesima volta la città storica rimasta completamente all'asciutto dall'acqua alta. Si sono alzate le protezioni mobili in 2 bocche di porto su 3, sia a Lido e Chioggia non a Maramocco. La marea si è così contenuta negli 88 centimetri sul medio mare misurati in Punta della Salute, proprio nel giorno in cui in città è arrivato il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per una visita all'autorità della Laguna. Una nota del Ministero dei Trasporti ha fatto sapere che in 5 anni il Mose ha evitato per Venezia danni per oltre 2 miliardi e 600 milioni di euro, così il vice premier Matteo Salvini. Sono fiducioso,
Oggi c'è la 100ª alzata delle barriere del Mose, che per 100 volte ha salvato Venezia dall'acqua alta. Se avessimo ascoltato quelli che anni fa ci dicevano che non serviva, costava troppo, non sarebbe mai funzionato, Venezia sarebbe andata sott'acqua 100 volte. Sempre la nota del Ministero precisa che delle 100 alzate, 44 hanno riguardato un livello di marea sul medio mare dagli 80 ai 110 centimetri. I commenti di Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Commercianti di Piazza San Marco, e dell'imprenditore Emiliano Biracu. Apprendiamo con stupore l'utilizzo del Mose per livelli d'acqua alta non particolarmente alti. Questo significa che si è capito che c'è la necessità di salvaguardare la Venezia insulare, i cittadini e tutte le attività che operano quotidianamente nel centro storico di Venezia. Mi auguro che si continui così, mi auguro che si capisca che il Mose è stato fatto per difendere Venezia e la sua laguna. Il Mose si è attivato con successo proteggendo Venezia dall'acqua alta e mantenendo la città storica all'asciutto. Come cittadino operatore economico di Venezia non posso che esprimere grande soddisfazione per questo risultato. Tuttavia, il fatto che il Mose venga attivato con una frequenza sempre maggiore rispetto alle previsioni iniziali ci segnala chiaramente che il fenomeno dell'innalzamento del livello del mare è una realtà con cui dovremo fare i conti in futuro. Le opere pubbliche, l'enorme mole di appalti pubblici che tra Olimpiadi e PNRR sta attraversando il Veneto impone un'attenzione speciale verso la legalità. Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia è arrivato ieri a Venezia per illustrare i contenuti del protocollo siglato in questo senso da ANAC e dalla Regione. Sentiamo le sue parole. Quali sono le novità che introduce questo protocollo? È innanzitutto una volontà di collaborare con le istituzioni regionali e anche gli enti locali. Il Ministero dell'Interno e l'ANAC affianca le amministrazioni non solo per prevenire la corruzione che presenta rischi grossi e danni ingenti, ma per fare buona amministrazione, per spendere bene le risorse pubbliche e garantire efficienza. Ci sono delle particolarità in Veneto, secondo lei? Ultimamente si è molto parlato di un radicamento della criminalità organizzata nell'asse che va da Venezia a Verona. Purtroppo la criminalità organizzata un tempo era appannaggio di certe zone e si è diffusa in tutta Italia e naturalmente i grandi investimenti che adesso fortunatamente sono presenti in Veneto attirano anche comportamenti e quindi il rischio cresce. Occorre non abbassare la guardia e quindi il fatto che le istituzioni lavorino per questo aiuta notevolmente. Preoccupa più il PNRR o gli appalti delle Olimpiadi? Tutto deve preoccupare, nel senso che bisogna garantire, perché lavoriamo sulla prevenzione, garantire strumenti che nell'uno e nell'altro caso prevengano i rischi e allo stesso tempo garantiscano efficienza. Le opere pubbliche come la superstrada pedemontana veneta. Da lunedì sono partiti gli sconti, ma sono sconti che abbiamo visto già nei primi giorni non accontentano tutti, anzi, e c'è anche chi, come il presidente del mandamento di Confartigianato Asolo Montebelluna, ci ha raccontato questo. SPV, bene la riduzione del 60% del pedaggio, seppur con tutte le limitazioni che sono state poste, ma c'è ancora tanto da fare perché soprattutto chi lavora ne tragga un beneficio percorrendola. Ne sa qualcosa Fausto Bosa, presidente del mandamento della Confartigianato Asolo Montebelluna, che per lavoro, essendo anche titolare di un servizio di autonoleggio con conducente, ha ben presenti i costi dell'arteria. Premessa, la strada la riteniamo fondamentale, utile, è una bellissima arteria che ci ha cambiato la vita. Le agevolazioni che sono state date che adesso in questi giorni ai pendolari sono giustissime, ma le riteniamo non sufficienti. Non sufficienti perché c'è una serie di persone, di pubblico, di utilizzatori, frequenti utilizzatori che la utilizzano anche per tratte più lunghe e non hanno diritto alla scontistica. Ci sono i mezzi pesanti che noi rappresentiamo come categoria, non hanno diritto alla scontistica e sono le prime categorie di mezzi che dobbiamo togliere dal traffico locale per inquinamento e per traffico e quindi è un peccato che questi non vengano, ma soprattutto che molti non hanno capito che non sono ammessi, anche se entro i 25 km, le interconnessioni con le autostrade, quindi la Venezia-Belluno, la Valdastico, quindi anche uno che può fare anche 12, 15, 20 km, però si interconnette con queste arterie non ha diritto a nessuna scontistica e questo è stato detto sì, ma non così palesato e quindi molti non l'hanno capita. Cosa bisognerebbe fare secondo lei?
Allora io ritengo che i rilievi che ha fatto la Corte dei Conti siano corretti. Secondo me questa strada, finché non entrerà nell'orbita nazionale dell'ANAS, da sola non si ripagherà e sarà a carico dei veneti e anche di quelli che non la prendono. E poi c'è la protesta dei Verdi in regione per il nuovo piano cave del Veneto. Piano cave del Veneto. La Regione ha dato il via libera a nuove escavazioni e monta la protesta dell'opposizione, che sottolinea come siano state negate le audizioni delle associazioni ambientaliste, i passaggi in Consiglio per il voto dell'Aula. Questo è un fatto gravissimo perché dopo anni di vigore del piano cave, che diceva non si danno nuove escavazioni finché ci sono le cosiddette riserve, in provincia di Treviso abbiamo circa 50 milioni di metri cubi autorizzati. Questi hanno deciso di aumentare queste disponibilità. Contestato il fatto che ancor prima che vengano consumate le autorizzazioni già concesse, insomma, ne siano state autorizzate di nuove. E questo non va bene perché va contro le decisioni che erano state prese a suo tempo in Consiglio, non va bene perché non hanno voluto nemmeno sentire le associazioni, perché il nostro statuto in Consiglio regionale prevede il coinvolgimento del pubblico. Solo per sabbia e ghiaia autorizzati altri 14 milioni e mezzo di metri cubi, il 53% di aumento rispetto al vecchio piano. Un aumento del genere doveva essere a nostro avviso sottoposto a VAS, la valutazione ambientale strategica. Hanno deciso che va bene quella vecchia, è una valutazione del 2014. E poi è negativa la scelta di aver approvato il nuovo piano in commissione senza passare per il voto in Consiglio regionale. Non l'hanno voluto passare, quindi con un'alzata di mano in commissione hanno deciso di scavare 14 milioni e mezzo in più senza un dibattito. La politica ci porta a Venezia con l'intervista a Beppe Caccia, il cofondatore veneziano della ONG Mediterranea, che, lo sapete, nei giorni scorsi ha portato in procura anche il suo cellulare e ha presentato un esposto per essere stato spiato nell'ambito dell'inchiesta, è stato spiato dal sistema Paragon. È un'inchiesta appunto nazionale che vede vittima anche Beppe Caccia. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Con l'esposto che abbiamo presentato alla Procura della Repubblica di Venezia vogliamo sapere esattamente chi e perché ha spiato il mio telefono. Sono intercettazioni sofisticate che sarebbero possibili solo per contrastare attività di terrorismo internazionale pericolosa per la sicurezza della Repubblica. In una nostra intervista il veneziano Beppe Caccia, cofondatore di Mediterranean Saving Humans, organizzazione non governativa che soccorre i migranti in difficoltà in mare nelle acque del Mediterraneo centrale, ci racconta le ragioni dell'esporto da lui formalizzato in procura a Venezia dopo aver appreso suo malgrado di essere una delle vittime e quindi parte lesa, in quanto le sue conversazioni private e personali sul cellulare sono state spiate da un sofisticatissimo sistema di intercettazione. Quello che mi chiedo è se qualcuno a Palazzo Chigi pensa che l'attività di soccorso in mare possa essere considerata un'attività in qualche modo terroristica o un'attività pericolosa per la sicurezza nazionale. E le ripercussioni possono essere molto pesanti. Si tratta di uno spyware, cioè di uno strumento in grado di entrare nel telefono, di appropriarsi di tutti i dati, di trasformarlo in una videocamera, in un microfono molto potente. Pochi giorni dopo la notizia, la stessa Paragon faceva sapere di aver sospeso il contratto in essere con 2 agenzie di intelligence controllate dal governo italiano. Si tratta di un'attività governativa commessa ai danni del sottoscritto, di Luca Casarini, di Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della nostra nave Mare Ionio. La parola poi a Luca Casarini. Io non so chi ci ha spiato, di sicuro questo strumento ce l'hanno a disposizione solo i governi, oppure delle entità molto potenti con molti soldi che hanno grandi interessi in Libia, perché è sulla Libia che ci hanno spiato, è su questo buco nero che bisogna andare a guardare.
Adesso un'altra breve pausa pubblicitaria. Alla ripartenza, subito i dati anche bassanesi, ma in Veneto in generale, di una piaga, quella della ludopatia. La ludopatia è una vera e propria piaga. 300 milioni di euro spesi soltanto nel 2023 nel Bassanese per il gioco d'azzardo, bruciati tra slot machine, scommesse, lotterie, biglietti vari da grattare e soprattutto giochi online. 130 giocatori patologici seguiti dall'ULSS 7 e i numeri purtroppo continuano a crescere. Persone cadute nella terribile trappola del gioco. Persone che hanno speso centinaia e migliaia di euro, persone che sono separate in casa, persone che i figli riescono a vederli o non vederli, perché la priorità del giocatore è di andare a giocare o è lavorare, recuperare i soldi per andare a giocare o rubare in casa per poter andare a giocare. Storie difficili, di solitudine, di sofferenza, di difficoltà economiche, storie di vite che si sbriciolano. Ci sono tutti i dati matematici, agenzia Taxi 1729, guardate nel sito, lo dimostra in maniera chiara, sono due matematici, non sono due operatori sociali, due matematici che dimostrano in maniera chiara che quel gioco d'azzardo si perde, alla lunga si perde sempre, non ha mai vinto nessuno. I numeri preoccupano innanzitutto perché sono numeri sempre in crescita e poi perché le perdite poi si riverberano nel bilancio del sociale. Sappiamo che il sociale è sempre più in difficoltà e purtroppo la percentuale di persone o di situazioni che si rivolgono ai servizi sociali per cause che in qualche modo sono correlate alle perdite da gioco sono sempre maggiori. E così i comuni di Cassola, Rossano Veneto, Nove e Solagna fanno squadra per far fronte a questo fenomeno. Se ne parlerà sabato 15 marzo in un convegno organizzato all'ex caserma I Muli di San Zeno dal titolo Oltre il gioco, educare al futuro. Perché dalla ludopatia si può guarire. Questo il messaggio partito oggi da Cassola. Siamo rientrati dunque in diretta con le cifre inquietanti del fenomeno della ludopatia. Adesso invece altrettanto inquietante ma completamente diversa, una situazione quasi paradossale, incredibile, che vivono alcuni condomini di una palazzina pubblica a San Polo. Siamo tornati dunque in centro storico a Venezia, un guasto alle fognature. A causa di questo guasto da un mese vivono in condizioni di continue tracimazioni di liquami, non possono usare l'acqua corrente, guardate. Abbiamo odori impossibili, tracimazioni negli appartamenti, addirittura al secondo piano. Io ho un bambino di 6 mesi, abito proprio sopra l'appartamento, è un odore fortissimo. Da metà febbraio i semplici per quanto fastidiosi problemi con le fognature di questo palazzo di 18 appartamenti di alloggi pubblici del sestiere di San Polo sono diventati un incubo, costringendo i residenti a sopravvivere in una condizione incredibile da quasi un mese. Lei a che piano abita? Abito al secondo piano. E com'è la situazione? È proprio degenerata, ormai sono 4-5 giorni che io ho acqua in casa, feci, e sale l'acqua diciamo su e esce dalla parte sotto del water. Come fate ad andare in bagno adesso? No, in bagno ci sono appartamenti che non possono andare, perché proprio come che vanno in bagno, se tirano l'acqua entra dentro il bagno, passano sotto gli altri appartamenti. Lei ha avuto dei danni anche in casa? Ho avuto dei danni perché avevo dei tappeti persiani e sono da buttare. Al piano terra c'è un appartamento vuoto che è diventato un'autentica latrina, uno scenario talmente sgradevole e imbarazzante da averci costretto a sfocare alcune immagini, lasciando alla fantasia dei telespettatori più coraggiosi lo spiacevole compito di immaginare in quali condizioni si possa vivere in questo condominio. Si possono usare i lavandini? No, niente, tutto bloccato. Gli idraulici ci hanno detto di non usarlo perché se usiamo tracima e viene fuori da sotto il gabinetto, c'è chi che si riempie la vasca. Quindi anche lavarsi è un problema? Sì. Tempo addietro, dove io ho chiamato una ditta privata che ha risolto il problema facendo appunto una botola di ispezione e si era risolto. Attualmente hanno detto una deviazione e sembrava che la situazione fosse migliorata, invece peggiorata completamente. E Insola che cosa vi ha detto? Insola ha detto che il primo momento ha detto che dobbiamo pulire noi perché hanno trovato su una pompa un sacchetto di nylon. Adesso vengono a fare le pulizie, però non sappiamo quando verranno.
quando sistemeranno questa cosa. Cosa che vorrei dire a Insola, loro vanno in bagno? Hanno le loro esigenze corporali? Bene, vorrei farli venire qui che facciano le feci come le dobbiamo fare noi nei sacchetti. Davvero incredibile questa situazione a Venezia. Disagi evidentemente diversi, disagi pesanti perché economici, quelli dei commercianti, di alcuni commercianti di Mogliano Veneto. Siamo tornati nella Marca trevigiana, lo sapete, c'è un cantiere che dura da quasi 9 mesi, sarà terminato il 16 di giugno per la importante riqualificazione della piazza centrale di Mogliano, che diventerà una zona pedonalizzata, ma con problematiche di mancati incassi per i commercianti. E io ho perso tutti i miei clienti. Avete avuto un calo? Un calo del 40%. Diciamo che è dimezzato, se non anche di più. Abbiamo risentito tantissimo, non dico che l'incasso sia dimezzato, ma anche di più. 40-50% di incassi in meno rispetto ad un anno fa, ma ci sono commercianti che denunciano cali anche del 70% a causa dei cantieri per i lavori della nuova piazza di Mogliano che, dicono, allontanano i clienti dai nostri negozi. Noi siamo barricati da tutti i lati e la clientela fa molta fatica sia a vederci che a passare. Si fa fatica ad andare avanti. Fatica, è da morire, manca l'aria, già a vedere questo panorama in più, proprio perché è un pensiero dietro l'altro che non ci fa andare avanti, non ci fa lavorare bene. Non si dorme la notte? Non si dorme la notte, assolutamente. Viene la tentazione di dire mollo tutto? Mollo tutto, chi me lo fa fare? Non riusciamo ad andare avanti. Guardi, non posso assumere nessuno, ho chiuso il negozio 3 giorni per malattia. Viene la tentazione di mollare ogni tanto? Sì. A dimostrare il calo degli affari in pasticceria e i prodotti che a fine giornata restano in vetrina. La devo buttare perché io non recupero la roba vecchia. Se chiede a Don Samuele, il parroco della chiesa, io tutte le sere regalo vassoi di brioche o di pastine alla parrocchia. I commercianti sono tutti concordi nel sostenere che i lavori andassero fatti, ma in modo diverso. Dovevano farlo lavoro, ma dovevano gestire il lavoro in maniera diversa. I lavori andavano fatti, sì certo, però sarebbe stato carino secondo me un coinvolgimento maggiore e una chiarezza maggiore. Tommaso Pavon fa parte della neonata associazione di commercianti Mogliano da Vivere, nata per rivitalizzare la città dopo la chiusura del cantiere. Cercare di fortificare il discorso commercio, unire i commercianti, far capire che le problematiche della piazza c'è, però è una problematica alla quale non possiamo far fronte se non reagendo in determinati modi, e questa è proprio una risposta, una reazione. Benvengano le iniziative dell'associazione, ma non sarà facile arrivare a metà giugno, quando è stata fissata la fine dei lavori, senza conseguenze per le nostre attività, ammettono gli esercenti. Noi apprezziamo anche il fatto che comunque venga proposta la notte bianca, venga proposto la sfilata in Piazza del Teatro, vengano proposte tante belle cose. Il problema è arrivarci a giugno, è arrivarci con le spalle coperte, e qui di spalle coperte non ne abbiamo. Da settembre adesso arrivare a giugno non so quanta fatica facciamo. Da maggio sia passato ai primi di giugno, da giugno sia passato a metà giugno, adesso si spera che il metà giugno sia la data reale, perché se dobbiamo tirare avanti così per l'estate abbiamo perso Natale, abbiamo perso un Carnevale, adesso perdiamo una Pasqua. Continuare ad alzare ogni giorno le saracinesche della propria attività diventa una scommessa quotidiana, da qui la richiesta. Noi chiederemo un risarcimento di tutto quello che abbiamo perso. Ancora commercianti, o meglio polemiche legate a un'area commerciale, ma torniamo a Bassano. Dopo che è arrivato in Consiglio Comunale non si placano le polemiche sulla area commerciale di via Colombo. Tanto tuonò che piovve. A niente sono servite le proteste dei cittadini e le opposizioni delle minoranze. L'area commerciale in via Colombo si farà per volontà dell'amministrazione. Punto e basta. A fare la differenza 30.000 euro, quelli che il privato ha aggiunto all'offerta iniziale per il comune. 30.000 euro che in città molti hanno associato ai famosi 30 denari di Giuda, solo che stavolta a sentirsi tradite sono state le speranze di chi voleva un finale diverso.
A 30.000 euro sembra quasi una presa in giro. Se chiediamo oggi alle persone cosa vuol dire comprarsi una casa, cosa vuol dire farsi una casa anche nei terreni che sempre più difficilmente vengono anche donati alle famiglie private, e invece chiediamo 30.000 euro a un'azienda che farà solo una plusvalenza di più di centinaia di migliaia di euro su quel terreno. Quindi sembra una presa in giro con questi 30.000 euro, e mi fa ancora più sorridere che qualcuno si sia fatto convincere e abbia anche iniziato una trattativa per una somma che per un comune non vale niente. Ma è su tutta la questione che le minoranze riversano critiche e preoccupazioni per il futuro di Bassano, per la sua economia, quella delle botteghe, quella del centro, quella della tradizione. Stiamo davvero continuando a vedere delle prospettive dove prospettive non ci sono. Il commercio, soprattutto delle grandi catene, oggi sta facendo solo male alla nostra città. Continuiamo a prendere queste scelte, le prendiamo con consapevolezza, pensando che sia questa l'economia che fa bene al nostro territorio. Non è assolutamente così e non è giusto prendere in giro i cittadini. Bisogna essere chiari su questo. Il Consiglio Comunale ha votato ancora una volta la possibilità di aprire un'altra area commerciale. Vediamo adesso in futuro, perché ormai stiamo votando quasi ad ogni consiglio comunale un'area commerciale nuova. Intanto a Bassano riaperto Viale dei Martiri, ora partono i lavori di sistemazione del tetto dell'ex teatro. Con 3 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma, Viale dei Martiri è stato riaperto dopo la chiusura temporanea per permettere il posizionamento della grossa gru sul tetto dell'ex Teatro Astra di Bassano per i lavori di messa in sicurezza della copertura della struttura. Ben venga questo anticipo, perché strada abbiamo visto molto utile ai bassanesi, soprattutto a chi è residente e a chi effettua una sua attività. Noi come amministrazione siamo contenti e ringraziamo soprattutto la ditta che sta facendo i lavori, perché vuol dire che in qualche modo ha anche considerato le criticità e ha cercato, pur in una situazione meteorologica un po' strana, di lavorare e di chiudere i lavori il prima possibile. Tutto pronto ora per partire con i lavori sul tetto. Il tetto lo dobbiamo demolire e rifarlo nuovo, che mi fuori una bella cosa. Tempi? 6 mesi, 7. Poi dipende anche da cosa trovate. Brava, bravissima, sì. Per cui 6-7 mesi, insomma, ecco, credo che appunto. E dopo si vedrà cosa che hanno intenzione di fare, perché. E appunto, pur essendo edificio privato, non abbiamo potuto esimerci dal fare all'assessore Zonta una domanda precisa. Che futuro per l'Astra? Il futuro dell'Astra, per il momento godiamoci questa ristrutturazione, è tra le cose che sono nelle discussioni anche dell'amministrazione. C'è un privato, cerchiamo di capire cosa ne uscirà. Probabilmente qualcosa bisognerà sicuramente pensare, soprattutto per un teatro. Io credo che questa amministrazione con calma può arrivare a un risultato. Ecco, è quel con calma che preoccupa i bassanesi, che aspettano da troppi anni un nuovo teatro a Bassano. Intanto i sindaci del territorio sono sempre più compatti a favore del Tribunale della Pedemontana, a prendere posizione anche ad esempio il sindaco di Cassola, che è anche nella vita un avvocato. Giù le mani dal Tribunale della Pedemontana. Il sindaco di Cassola, Gian Antonio Stangerlin, avvocato di professione, sostiene con decisione le motivazioni della costituzione del nuovo tribunale e contesta le affermazioni di chi si è schierato contro. Il Tribunale della Pedemontana dovrebbe avere un bacino di utenza di circa 500.000 abitanti. Il Tribunale di Rovigo e il Tribunale di Belluno, che già esistono, hanno un bacino di utenza che è meno della metà. Ora, fare osservazioni e critiche nei confronti del nuovo Tribunale della Pedemontana sotto il profilo della dimensione che avrebbe, sotto il profilo della qualità della giustizia che offrirebbe, è anche poco elegante nei confronti di tribunali che attualmente già esistono. Quindi io inviterei principalmente i colleghi, visto che oltre ad essere sindaco sono anche avvocato, a non magari scadere in queste considerazioni. Il
riferimento è agli ordini degli avvocati di Padova, Vicenza e Treviso, ma anche a sindaco e vice sindaco di Torri di Quartesolo, entrambi avvocati che si sono schierati contro il nuovo Tribunale della Pedemontana. È indubbiamente una struttura che si aggiunge alle strutture esistenti, che va a sgravare il carico che che c'è attualmente su Padova, Vicenza e Treviso, e quindi il fatto che questi tre fori attualmente esistenti abbiano una riduzione del carico, non vedo perché non si colga l'opportunità di avere un servizio in più che può migliorare anche sotto il profilo della prossimità e della territorialità il servizio giustizia nel nostro territorio. Adesso invece parliamo di turismo con l'area UNESCO, delle colline UNESCO di Conegliano e Valdobbiadene, che vede i numeri sempre più importanti per quanto riguarda gli arrivi turistici. Quali possono essere le condizioni da mettere in campo per un turismo sostenibile, per una esperienzialità, sono ormai direi elementi fondamentali per promuovere il territorio. In questi giorni ho incontrato alcuni sindaci proprio qui delle nostre colline, dove mi parlano di un sold out di prenotazioni già per tutto l'anno, anzi c'è una carenza di recettività. Nell'area UNESCO di Conegliano Valdobbiadene tra il 2019 e il 2023 si è registrato un aumento del 15% negli arrivi turistici, con un incremento del 33% nella ricettività extraalberghiera e una crescita delle strutture del 58,1%. Lo rivela una ricerca sul turismo sostenibile presentata a Cison di Valmarino dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno e dall'agenzia Venix Promex. Dalla ricerca emerge la forza dei brand che riguardano tutta quest'area, e quindi sia Dolomiti che Prosecco, ma emerge anche una grande opportunità di lavorare in rete per sviluppare ulteriormente tutte le potenzialità che ancora appaiono inespresse. Bene anche nell'area delle Dolomiti, che ha beneficiato di un aumento dell'11% negli arrivi rispetto al 2019. Questa ricerca non è solo un'analisi, ma un punto di partenza per costruire un percorso nuovo dopo il grande lavoro svolto in sinergia tra le istituzioni del territorio e le imprese. Quello che noi dobbiamo fare, e in questo momento diciamo è uno dei primari obiettivi, è di fare squadra tra queste due destinazioni. Sono due destinazioni distinte ma che hanno grandissimi elementi di complementarietà. La ricerca punta molto sul turismo sostenibile, che metta al centro le persone, le emozioni e il legame profondo con il territorio. Riuscire a promuovere anche tutti quei territori e quei brand che sono minori ma che hanno anche delle grosse potenzialità di andare a toccare gli animi dei turisti e di conseguenza avere dei punti di richiamo molto veloci. Sicuramente c'è soddisfazione, perché i dati dei primi 11 mesi del 2024 ancora una volta ci confermano che nel nostro caso le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono la prima destinazione turistica che cresce di più in Veneto. Altrettanto positivo è il fatto che oltre il 50% sono visitatori stranieri, che quindi vengono qui e non rimangono soltanto una giornata ma passano più giorni sulle nostre colline. Quindi direi che la direzione è quella giusta. Adesso vediamo le immagini della chiesa di Sant'Antonino dell'Arcella. Questa mattina ha accolto per l'ultimo saluto i parenti e gli amici di Dondi Pinton, Rino Dondi Pinton, inventore dello storico liquore Cynar. Si è spento all'età di 103 anni, lo ricordiamo, lo scorso 1° marzo. L'anno scorso, a maggio, era stato tra i protagonisti del raduno record di centenari all'Oic della Mandria. Dondi Pinton, dopo l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, era tornato a Padova e insieme ad alcuni soci aveva inventato l'iconico digestivo a base di carciofo. Non aveva mai più lasciato la sua città ed è qui che ha creato la sua impresa e cresciuto la sua famiglia. Queste le immagini dell'arrivo del feretro ai funerali dello storico imprenditore, inventore del Cynar. C'è una notizia che vi facciamo vedere dal giornale di Vicenza con un annuncio shock, che è quello dell'ex sindaca di Bassano del Grappa, Elena Pavan, che dice: ho un tumore. Questo appunto lo racconta il giornale di Vicenza. Adesso invece vediamo il servizio sul rinvio della manifestazione degli Aquiloni, il Festival degli Aquiloni. È soltanto un rinvio, ma la pioggia evidentemente ha portato a questa decisione.
A Rosà il maltempo colpisce ancora. Dopo l'annullamento del mercatino di Natale e la cancellazione della sfilata dei carri, ora tocca al Festival degli Aquiloni, ma in questo caso la manifestazione non è annullata ma soltanto rinviata. La 16ª edizione del Festival degli Aquiloni con il naso all'insù doveva tenersi il prossimo fine settimana, invece le previsioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori a spostare le date. L'evento è 29 e 30 di marzo e comunque non c'è due senza tre, l'acqua anche questa volta ha fatto il suo bel percorso, quindi tanta sinergia per riportare questo evento che ha tanta aspettativa. Il Festival degli Aquiloni sarà dunque il 29 e 30 marzo, 2 giornate ricche di spettacoli e intrattenimento per un evento sempre molto atteso. Gli aquilonisti sono quasi un centinaio, quindi hanno voluto tutti ritornare a Rosà perché comunque hanno capito che noi ce l'abbiamo messa tutta. Tanta sinergia da parte di chi ci dà il terreno, quindi la famiglia Castellan di Borgotecla, l'amministrazione, le tante associazioni che ci accompagnano in ogni evento. Per noi è una soddisfazione immensa perché vuol dire insomma che assieme si lavora bene. Dal Festival degli Aquiloni all'arrivo a Venezia dell'Amerigo Vespucci dopo il tour mondiale che in 20 mesi ha portato la storica nave a raggiungere 35 porti nei 5 continenti. La nave Amerigo Vespucci toccherà Venezia nell'ambito del tour mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno. Raggiungerà Venezia giovedì 27 marzo e resterà a Venezia fino al 31 di marzo, appunto, quindi grande attesa per l'arrivo della storica nave che soltanto qualche giorno fa è stata salutata nel porto di Trieste anche dalle frecce tricolori. C'è un ultimo appuntamento che vi do in chiusura prima di salutarvi. Questa sera Red Canziano, lo storico bassista dei Pooh, presenta alle 18 il suo libro 100 parole con il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli al Teatro del Collegio Astori di Mogliano Veneto, quindi non mancate, ore 18 con Red Canziano, il nostro direttore, e la presentazione del libro 100 parole. È davvero tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.